Flussi in quasi costante movimento, ma anche tensioni nei centri d'accoglienza, una delle emergenze agrigentine rappresentata certamente dal fenomeno dell'immigrazione. Ed è proprio in questo ambito che il nuovo prefetto di Agrigento, subentrato a Nicola Diomede, sospeso dopo essere stato coinvolto nell'indagine su Girgenti Acque, ha detto di avere un'affermata esperienza alle spalle. Avendo nel corso del mio servizio lavorato al Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione e quindi avendo assistito, tanto per dirvi, a uno degli incendi del famoso centro di Lampedusa. Ci sono allo stesso modo argomenti di natura generale che riguardano la gestione degli enti locali, e questo perché ho lavorato al Dipartimento che si occupa dei rapporti con gli enti locali. Ultimamente ho fatto un'esperienza secondo me molto formativa che spero possa dare i suoi frutti a livello di gestione di importanti risorse comunitarie che fanno capo al Ministero dell'Interno. L'ormai ex vice capo di gabinetto del ministro per la coesione territoriale del Mezzogiorno è stato catapultato a sorpresa da Agrigento, ma ha confessato di essere molto contento di essere qui e anche se di origini napoletane, Caputo ha rivelato di ispirarsi ad un prefetto siciliano. Lui era catanese e che io ho avuto l'onore di servire quando ero allora giovane funzionario, allorché Roberto Sorge, questa è la persona, venne nominato prefetto e venne a Pordenone. Rivoluzionò quell'ufficio sotto molti aspetti, in particolare attraverso questa sua idea, che io non avevo ancora mai visto prima, di andare a rendere visita ai sindaci comune per comune. Io vorrei imitarlo e quindi ovviamente se i signori sindaci riterranno e accetteranno di ricevermi, perché non voglio chiaramente imporre la mia presenza a nessuno, però mi farebbe piacere per approfondire la conoscenza, perché un conto sono le carte, altro è andare e vedere di persona qual è per esempio lo stato di un luogo o una situazione di degrado o una frana. E dopo il suo insediamento, ecco le reazioni. La prima impressione che abbiamo avuto è di un prefetto molto competente e preparato, che ha lavorato nei vari ruoli già ricoperti dal Ministero dell'Interno, con autorevolezza e capacità. Sono le parole di Gero Acquisto della UIL di Agrigento, il quale annuncia che è pronto a dialogare assiduamente con il prefetto sugli aspetti socio-economici che vanno risolti tra Agrigento e dintorni.